Ciao ragazzi, siamo ormai verso la fine dell'anno, alla vigilia di Natale per la precisione, e in campagna si lavora ancora perché la natura non conosce le vacanze. E allora in questo oliveto si sta ancora raccogliendo un'annata straordinaria, come tra poco sentirete, che dà ancora un prodotto estremamente valido, anzi per certi aspetti ancora migliore rispetto a quello raccolto a ottobre-novembre. Andiamo a scoprire perché. Sembra di essere a ottobre. Qui o ottobre o primavera, perché le stagioni cambiano ma l'oliva rimane. E non solo, ma stavamo appunto guardando la raccolta dicembrina, è ancora perfetta. Ma guarda te. È ancora verde all'interno. Guardate. Sono solo un po' vizzite, ma... Eccola qua. E non solo, profumi e aromi che hanno preso il freddo, hanno preso la corrente fredda della montagna e quindi ne arricchisce quello che è l'aroma. Ma allora il freddo aiuta la pianta di olivo? Lo sbalzo termico è fondamentale per la fruttificazione, ma anche per la creazione dei profumi e degli aromi. La pianta si radica nel territorio con il suo clima e qua siamo veramente ai piedi del Baldo dove c'è la neve e stiamo ancora raccogliendo, le olive sono ancora qua sopra e non solo, ma mantengono un profumo eccelso. Ascolta Daniele, è normale che sia così nella storia, no? Le annate di raccolta arrivavano fino a questo periodo o in genere finiscono prima? Allora, oggi è una moda raccogliere anticipatamente, ma i nostri nonni raccoglievano dopo San Martino e quindi voleva dire dopo l'11 di novembre. E questo per aumentare la resa in olio, ma per sicuramente creare un prodotto molto più rotondo, molto più perfetto, armonico, perché toglie quella spigolatura di aromi troppo erbacei e quindi la rotondità in una pasta e fagioli, in un lavarello di lago, anche in una semplice insalata mi dà quella consistenza, quei profumi, quegli aromi che completano il piatto in una certa maniera. Quindi, per capire, l'olio cambia a seconda del momento in cui vengono raccolte le olive? Sì, cambiano decisamente profumi, aromi e soprattutto il sapore. Dai primi di ottobre ai primi di dicembre l'olio veramente si trasforma. È un po' come l'uva, si raccoglie il Beaujolais, l'uva per il novello, e si raccoglie l'uva per l'amarone che viene pigiata poi a dicembre. Come mai, una curiosità mia, come mai c'è ancora tutta questa oliva rimasta sulle piante? Perché gli dobbiamo dare il tempo ai nostri agricoltori di raccoglierla e naturalmente usano la loro manodopera, cercano di fare tutto in casa e quindi si prendono anche il tempo necessario per raccoglierla. Le giornate aiutano, sono anche soleggiate, si mette una giacca, ma non lasciamo nessuna oliva sulla pianta, le vogliamo raccogliere tutte, una a una. Com'è stata questa stagione? Beh, è stata buona, è stata anticipata, abbiamo iniziato con delle rese basse all'inizio, ma le nostre aziende agricole le teniamo per ultime perché ci sono qua dentro dei profumi che non hanno uguali. Quindi... E poi hanno anche qualche chilo in più di olio. Ah, quindi c'è una resa migliore? Assolutamente. Perché intanto ha perso l'acqua? E non solo, ma inizia l'oleazione all'interno del frutto e quindi si arricchisce anche di prodotto. Quindi non varrebbe la pena aspettare sempre? O è difficile? È difficile perché chi soprattutto ha tante piante deve iniziare presto per poi finire tardi. Come noi finiamo sempre tardi. Forse direi che siamo alla fine dell'anno e siamo ancora qui che raccogliamo. Ma come sono le olive in questa stagione, Lorenzo? In questa stagione, che ormai siamo un po' alla fine della raccolta, le olive sono disidratate proprio dal freddo e lo stesso freddo le preserva anche dal suo gusto, dalla sua integrità, per cui le vedremo molto rinsecchite, ma in realtà il succo si concentra nel suo interno. Mi viene in mente un po' l'uva passata? Direi quasi come il recioto che l'uva si asciuga con l'aria, anche l'oliva si asciuga. Ma poi cambia anche la resa allora? Indubbiamente, diciamo che asciugandosi si asciuga l'acqua e l'acqua è quella che fa un po' il peso dell'oliva, quindi rimane solo il succo dell'oliva, che è ancora bella, perché se l'apriamo un'oliva è ancora bella bianca, bella sana, e finché l'oliva dentro è bianca vuol dire che tutte le sue caratteristiche sono rimaste intatte, ed è per quello che anche se siamo all'ultimo dell'anno noi cerchiamo di preservare ogni chicco che viene dai nostri frutti.
Ma sembra allora che sia quasi meglio frangere adesso rispetto a prima. Ha una sua caratteristica anche l'olio, cioè l'olio fatto dalle olive proprio all'inizio ha una sua fragranza, un profumo, un fruttato intenso, Certo. molto verde, mentre adesso avremo lo stesso fruttato, ma un fruttato maturo, per Ho cui capito. è un po' come mangiare un cacco bello maturo direttamente colto dalla pianta e mangiare un frutto magari verde. Per cui il adesso cacco è liga? il cacco è lì, ma quando è maturo è molto Certo, buono. beh, E sicuramente. adesso abbiamo questa dolcezza. Ma senti, spingersi fino verso la fine dell'anno come state facendo voi, è una cosa normale? È una stagione eccezionale o è la norma? Allora, va molto a stagioni. Quest'anno abbiamo una stagione che si presta a questo tipo di raccolta perché c'è asciutto, c'è un freddo, però è un freddo asciutto, non è umido, non c'è stata la neve, Certo. per cui finché le condizioni meteorologiche preservano il frutto intatto sulla pianta è ancora l'ideale a raccogliere. Però molti altri frantoi, se non quasi tutti, hanno chiuso. Certo, nel senso che lavorare adesso costa anche per noi molto di più, perché tutto il processo si rallenta, bisogna lavorare molto più lentamente il prodotto, lavorarlo con certe caratteristiche diverse da prima, quindi anche le macchine vanno settate diversamente e non spesso è conveniente fare questa cosa. Ma allora è anche un impegno, perché sennò altrimenti queste olive rimarrebbero là e cosa potrebbe succedere? È un impegno perché è un peccato anche avere i frutti pendenti sulle piante e lasciarli là a sciupare, poi magari ci lamentiamo perché ci manca l'olio. Per cui insomma per noi è un impegno morale anche nei confronti di tutti i coltivatori che durante l'anno raccolgono i frutti e adesso che è il momento della raccolta del frutto dell'oliva e bisogna permettere loro di raccogliere e spremere nei nostri frantoi. Fino all'ultima oliva? Sempre fino all'ultima. Quindi quanto è prezioso l'olivo? L'olivo, se qualche anno fa, qualche decennio di anni fa, era un prodotto marginale per passatempo, per fine raccolto, finita le ciliegie, finita l'uva, si iniziava a raccogliere l'oliva, ma come prodotto marginale. Oggi è una vera ricchezza, è una ricchezza inestimabile sia per l'agricoltore ma anche per chi poi utilizza questo prodotto meraviglioso. E soprattutto perché è sostenibile, la pianta è generosa, è un sempreverde, raccoglie la CO2 e emette l'ossigeno, è un prodotto che è altamente sostenibile, è di moda, vorrei dire che di moda di più perché ha la sostenibilità di tutto il consumatore che utilizza quest'olio, perché ogni oliva, ogni territorio, ogni oliveto in cui viene coltivato e prodotto l'olio, diamo valore aggiunto al territorio stesso. Quindi noi utilizzando l'olio extravergine a condire l'insalata, a condire i piatti, diamo valore aggiunto anche a chi ci sta dietro negli oliveti a monte. E perché no? Ha un'azione anche di antiruscellamento e quindi l'acqua si ferma nelle colline, non va a valle. Mantiene il terreno in sostanza. Io dico sempre i signori della città dovrebbero ringraziare gli olivicoltori delle colline perché finché coltivano bene un oliveto a monte non c'è il ruscellamento a valle e quindi noi nel Veneto abbiamo l'Adige e perché no? Anche l'olivo aiuta a trattenere l'acqua e non... Visto che parliamo della pianta come di un patrimonio, no? Quanto l'hai vista crescere in questi ultimi anni? Allora, all'inizio del Veneto DOP, che abbiamo fondato questa denominazione meravigliosa che è il Veneto Valpolicella, siamo andati a catalogare gli olivi uno a uno per vedere le varietà che sono il Grignano e Favarolo in purezza qua nella nostra area. Oggi tutti gli olivicoltori ci chiedono sempre di più quali sono le varietà più produttive, ma noi cerchiamo di assecondarli perché non vogliamo che vadano a piantare oliveti di Arbequina, di Picual, varietà spagnole e che non sono autoctone, perché andrebbero a rovinare un alto valore intrinseco dell'olio stesso e quindi continuiamo a insistere su quello che è la tradizione e quelli che sono i profumi, gli aromi della nostra terra. In Italia abbiamo più di 500 varietà di olive perché dovremmo andare a piantare, a mescolare all'interno degli oliveti italiani le varietà spagnole. Questo non lo vogliamo e che siamo dei grandi sostenitori dell'italianità perché riteniamo che è un valore inestimabile. Come nelle DOC, nelle DOCG, noi nell'olio dobbiamo essere
sempre i più trasparenti e più certi di dare al nostro consumatore il meglio di quello che è la terra e il nostro territorio. E perché no, le nostre varietà autoctone del territorio. Daniele, è ora di farci gli auguri? Non è Natale senza il Pandoro Re d'Oro. Ma allora, voluto dirmi che qua Gheloio? Assolutamente sì. Noi abbiamo una ricetta della nonna e noi lo facevamo non col burro, ma con l'olio extravergine d'oliva nostro. Occhio, perché senza burro con l'olio E adesso quindi tastiamo. l'abbiamo chiamato Re Stella. Giustamente. Eccolo qua. Dai, lo bagniamo anche. Assolutamente, con la ricetta sempre del nonno, Cavalier Mario Quindi Salvati. la nonna fare il panettone e il nonno... Assolutamente. Il mio papà è un grande. La ricetta sua era quella che bisognava mettere a passire le uve e dimenticarsele fino a Natale. E poi si inizia la pigiatura. Questo è un segreto, vero? Questo è il grande segreto, perché poi d'inverno, nel periodo dopo Natale, c'è sempre il clima freddo. Certo. E quindi le fermentazioni partono lente, graduali, Certo. ci se lo dimentica in cantina fino a gennaio. La magia del freddo, ragazzi. La magia del freddo. Daniele, brindiamo allora. Siamo in una spremitura a freddo. L'ultima dell'anno. Buone feste a tutti, ragazzi, e ci vediamo l'anno prossimo. E viva allora! Evviva tutti voi! Viva R8, viva Restella, viva noi!